le province hanno le scuole superiori, le province hanno, pensiamo alle scuole professionali, pensiamo agli infermieri e quant'altro. Perché il costo delle province, cioè togliendo la provincia si toglieva tutto, ma in realtà la provincia era un modello di congiunzione tra lo Stato centrale, la regione e il territorio con i comuni. Non si può togliere un qualcosa così diffuso in bianco pensando di togliere quelle che sono le economie, perché se noi vogliamo sapere se una rotatoria è gestita dalla provincia e è di Marcon, basta guardare se l'erba è alta 1,5 metri, vuol dire che è della provincia, perché questo ormai è il risultato di questa legge scellerata che ha distrutto la provincia. La provincia non era il presidente della provincia di Conte, il problema è la gestione del territorio. La gestione del territorio viene fatta con le risorse che in questo momento sono state tolte alla regione del Veneto, quindi noi ci troviamo con una sanità che sta portando via praticamente l'85% del bilancio regionale, cioè la sanità è l'85% del bilancio della regione. Allora voi capite che rimane ben poco poi sul territorio, perché tanto è vero che in questo tavolo qua ci sono diverse forze politiche, ma contattato dal sindaco di Belluno dopo le amministrative ha chiesto chiaramente alla Lega di partecipare a quella che è la provincia di Belluno e la gestione della provincia di Belluno. Abbiamo votato il sindaco di Rovarone è il presidente della provincia, perché la gestione del territorio viene fatta ormai in maniera fatta assieme, come si gestisce per dire il problema dell'acqua, il problema della densità urbana, il problema del territorio che è fatto in una gestione assieme, diciamo, al di là delle forze politiche che o in quel momento governano questo o quel comune. Il problema è che sul territorio devono arrivare le risorse, quindi l'autonomia, che noi stiamo parlando di autonomia, viene proprio da queste cose, quindi bisogna che ci siano delle risorse dal governo centrale, che non è che li dà il governo centrale, per tenere sul territorio quello che già la provincia, già la regione, già i comuni danno allo Stato centrale. Noi non ci tiriamo dietro su quella che è, diciamo, il servizio e il dare in quel di Roma, perché sappiamo che ci sono competenze che sono esclusive dello Stato, pensiamo alle forze delle polizia, all'esercito e quant'altro. Queste sono materie esclusive dello Stato, ma le altre cose sono materie esclusive di chi il territorio lo gestisce, e abbiamo visto che nel territorio le economie locali sono più brave che lo Stato nel gestire e con parsimonia e soprattutto con dei risultati. Lo si vede alla regione, lo si vede alla provincia, lo si vede nei comuni, al di là del colore politico di chi amministra il comune e chi amministra la provincia. E questo è un motivo che sta facendo, questo referendum sta facendo chiaramente riflettere non solo le province, le regioni che stanno proponendo in questo momento, la regione Lombardia e la regione del Veneto, ma anche la stessa Puglia con Emiliano sta facendo un altro discorso, perché anche loro, quelle che sono le regioni a statuto ordinario, vogliono avere più competenze, avere più economia. Attenzione, io non sono d'accordo, togliamo le regioni a statuto speciale, via le regioni a statuto speciale, no, dobbiamo essere tutti speciali. Allora dobbiamo capire perché nel Trentino Alto Adige si spendono 300 euro a numero civico sui gerani, perché questo vengono dati, sui gerani sulle finestre 300 euro. Allora, penso che prima dei gerani ci sia l'asfalto nella porta sulle strade, penso che sia da mettere in servizio e mettere a norma quelle che sono le scuole. Allora, su questi motivi che noi, è chiaro che il Trentino Alto Adige è una regione a statuto speciale, è frutto di accordi, diciamo, internazionali, il rapporto famoso di De Gasperi Gruber, quindi va al di là di quella che è anche lo Stato costituzionale, anche quella che è la Costituzione. Però adesso in questo momento noi abbiamo bisogno sul territorio di avere delle risorse importanti per poter gestire il territorio. Attenzione, non credo che ci siano comuni che in questo momento stiano facendo grandi opere pubbliche, stiano facendo palestre e scuole nuove, e se le fanno sono frutto di, diciamo, magari di dismissioni di qualche lato e in maniera molto molto difficile, perché
o con dei nuclei che sono ormai impagabili, perché ormai sono impagabili, allora dobbiamo capire che il territorio deve avere più risorse per dare delle risposte a quelle che sono le esigenze del territorio, che sono strade, sono scuole, innanzitutto. Allora su questo motivo noi ci confrontiamo e andiamo avanti su questo referendum, perché il motivo di questo referendum è proprio questo. Attenzione che non sarà facile, perché noi abbiamo, ricordiamoci che nel fare il referendum, noi abbiamo un peso che non è conteggiato, che sono gli italiani dell'EIRE, cioè quelli che sono gli italiani all'estero, che sono comunque iscritti nelle liste elettorali di ogni comune, e quelli non vanno al voto. E mi pare che in Veneto siano 700.000, quindi è un numero molto elevato, e quindi il quorum, perché qualcuno dice faremo l'80, faremo il 70, non è così semplice. Per questo dobbiamo andare a votare e per far sì che questo referendum possa veramente passare il quorum, per dare la possibilità al governatore di andare a trattare con quello che sarà il governo del prossimo anno. Perché questa è una sfida che fa il territorio nei confronti dello Stato centrale, chiunque esso sia. Per questo io vi invito tutti di andare al voto, perché avete sentito dalla provincia, dai comuni, le difficoltà che ci sono nella gestione del territorio. Quindi grazie a tutti, spero datevi da fare, diamoci da fare. Ringrazio al di là di tutto tutte le forze politiche. Sono d'accordo con chi va a votare, magari dicendo anche no, magari se me lo spiega, magari vuoi più autonomia e ti dicono no, perfetto, non so, qualche problema articolo, oppure quello che dice no, non è possibile, cioè stiamo parlando di difficoltà oggettive nella gestione delle nostre comunità e di risposte ai cittadini. Grazie.